Qui dietro abbiamo il classico presepe, la chiesa di Santo Stefano a Lavagna, tanto una cosa sulle statuine che sono molto antiche. Sì, esatto, noi abbiamo la fortuna di avere un presepe di statuine fatte ancora dal Maragliano, che era uno scultore genovese vissuto tra la fine del 600 e il 700. Alcune di queste statuine hanno ancora gli abiti di quell'epoca, altre invece hanno gli abiti che sono stati cuciti da donne, sarte, mamme della parrocchia ancora almeno 30 anni fa. In quanti siete di gruppo di persone che lo avete allestito e che in generale curate il presepe? Allora, abbiamo un gruppo di baldi uomini che quest'anno ha permesso di fare il presepe più alto, diciamo all'altezza delle balaustre, quindi hanno costruito proprio un basamento con delle assi di legno anche calpestabili, e quindi erano circa sei uomini del gruppo degli amici della parrocchia di Santo Stefano, e poi siamo un gruppo di una 8-10 signore che si sono occupate, diciamo così, del vero allestimento poi del presepe. La disposizione delle statuine cambia di anno in anno o più o meno, diciamo, c'è uno schema che riproponete? No, le statuine, diciamo, non hanno una posizione precisa nel presepe, a parte ovviamente le figure della natività, e quindi poi vengono disposte un po' come piace, come ci sembra più bello, ecco, decidiamo noi un po'. Diciamo, quest'anno l'orientamento è molto delle persone che vanno verso la natività, mi sembra di capire. E quello sicuramente, quello ovviamente è l'orientamento che si dà sempre al presepe, perché bisogna andare verso Gesù, verso il bambino, ecco, che nasce. I magi si muovono come nei presepi che si fanno a casa o rimangono a lato? Allora, i magi si muovono, li teniamo abbastanza fermi durante diciamo così, il periodo natalizio, dal 25 sino al 7, perché hanno proprio, essendo statuette che comunque hanno circa hanno 300 anni almeno, hanno problemi di stabilità e avrebbero necessità di essere restaurate, però per ora bisognerebbe trovare qualche volontario che ci aiutasse nel restauro e che fosse capace, perché comunque sono statuette che comunque hanno un certo valore questi. Però diciamo, per l'Epifania i magi saranno alla capanna, sì, certamente. Quando lo si può venire a vedere il presepe, quando si può visitare? Beh, la chiesa è sempre aperta, e direi tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Ci sono dei volontari che poi anche qui chiudono la chiesa, però diciamo che con i nostri nuovi sacerdoti, Don Federico e Don Andrea, questa chiesa è visitabile sempre, tutto il giorno. Abbiamo inserito diciamo così, nel presepe un tronco, una radice che Don Andrea ha trovato sulla spiaggia dopo la forte mareggiata di quest'autunno, e quindi l'abbiamo portata e l'abbiamo voluta mettere un po' come simbolo anche di una città di mare nel presepe, ecco. Anche quest'anno il tradizionale presepe alla Croce Rossa di Lavagna. Tanto da quando è che lo fate? Il presepe l'abbiamo incominciato a fare nel 2011. Ecco, è un allestimento molto ricco, tante statuine, tanti movimenti, ogni anno si aggiunge una piccola parte. Qual è la novità di quest'anno? Quest'anno abbiamo aggiunto la parte, quella con 65 movimenti, e praticamente la parte, diciamo, quella più a destra diciamo, dall'ingresso c'è una parte nuova con altri movimenti, altri personaggi, insomma, sempre un pochettino più ricco ogni anno. Ecco, un presepe così ricco a volte ci si perde un po', però è anche bello il fatto che c'è veramente una varietà, si può stare per ora a guardarlo.
Sì, 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 qua se uno si sofferma bene su tutti i movimenti, su come è stato fatto, ecco, diciamo, ti rendi conto proprio delle particolarità che ci sono dentro a questo presepe, dalle luci, dalla notte al giorno, a tutti i mestieri che comunque vengono fatti e vengono aggiunti di anno in anno, tenendo presente che comunque ogni anno viene fatto viene arricchito con dei movimenti nuovi. Com'è proprio la Croce Rossa, vedo ogni anno per un determinato periodo che tante persone comunque che vengono a visitare una parte della vostra sede? È comunque sempre una bella soddisfazione il fatto che comunque è un presepe che di anno in anno viene sempre più gente e vengono comunque anche, diciamo, da fuori dal Tigullio, fuori dal Levante, appunto per vedere questo presepe che ormai ha preso sempre più conosciuto e sempre più visto proprio, e ritornano tutti gli anni, e ci sono anche persone nuove che comunque col girare, diciamo, delle voci, anche un pochettino con i social, diciamo che viene sempre più gente, sempre gente nuova. Comunque è una bella soddisfazione, tenendo presente la signora che ha fatto il presepe insieme al figlio e che inizialmente lo faceva col marito, Emilio Del Chierico, la moglie Alba Repetti e il figlio Danilo. Quando è che si può venire a visitare? Allora, si può venire a visitare tutti i giorni dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19. Fino a quando rimane allestito e visitabile? Rimane visitabile fino al 14 di gennaio. Hai una parte preferita del presepe? Diciamo che la parte mia preferita del presepe è stata, diciamo, anche la prima parte che è stata fatta, quella dove comunque c'è anche la statuina di Emilio, che sarebbe poi quello che ha l'ideatore di questo presepe, che è venuto, diciamo, a mancare, e diciamo che lì rimane sempre la mia parte preferita, quella dove mi cadono sempre di più gli occhi. Uno strumento di morte convertito in segno di pace. In una delle 5 bombe deflagrate sulla città di Santa Margherita Ligure durante la Seconda Guerra Mondiale trova oggi posto un artistico presepe. Il fatto storico risale al 10 gennaio 1944. Durante un'incursione aerea vennero sganciate 5 bombe sulla città di Santa Margherita Ligure. 2 di queste caddero nel torrente Magistrato, 3 invece in mezzo alle abitazioni, provocando distruzione e la morte di 22 persone. Una di queste 3 bombe deflagrò nella zona di Ghiaia che vedete alle mie spalle. Questa bomba, a distanza di 80 anni, è ritornata a Santa Margherita Ligure, non più come strumento di distruzione, ma come strumento di costruzione del bene, di costruzione di pace. Al suo interno, Davide Valeriani, l'impresario edile che diversi anni fa ritrovò questo ordigno esploso, piegato dalla forza dell'esplosivo proprio nella zona di Ghiaia, ha allestito un artistico presepe. La Natività trova posto all'interno, nell'incavo di questo ordigno, in mezzo a scene di distruzione, di guerra. Ci sono simboleggiate 2 delle guerre attualmente in corso nel mondo, a significare che proprio lì, in mezzo a quelle macerie, Dio oggi trova la sua casa. Un segno davvero importante per chi si avvicina a questo presepe, a riscoprire la presenza di Dio nelle macerie della propria esistenza, nelle macerie della propria vita. Proprio lì Dio trova la sua casa e fa casa con noi. Ma questa bomba diventa oggi un appello anche alla coscienza di chi si avvicina, perché invita ciascuno di noi a scegliere da che parte stare, se essere nell'ordinario della vita presenze che distruggono, presenze che generano morte, oppure presenze capaci di costruire pace, di costruire bene, di costruire speranza nei nostri vissuti. Diventa davvero un appello alla coscienza di chi guarda. La straordinaria forza simbolica di questo presepe, custodito in un ordigno dal peso di oltre 90 kg, è quello di infondere luce e speranza in mezzo alle macerie di conflitti che ancora insanguinano il mondo, così come nei piccoli o grandi dolori di ciascuno. Proprio lì, nel mezzo di quelle macerie o dentro storie di vita affaticate o oppresse, accade la nascita di Gesù.
Sulla sommità della bomba è stata posta la statuina di un uomo dal volto sofferente, con le braccia alzate verso il cielo, ad invocare fermatevi di fronte alla violenza della guerra che, come più volte ha ripetuto Papa Francesco, sempre una sconfitta, è una distruzione della fraternità umana. Fratelli, fermatevi, fermatevi. In questi giorni molti sammargheritesi si sono accostati a questo pezzo di storia della città e, sostando in silenzio, in preghiera, c'è stato anche qualcuno che si è commosso. Sono gli anziani che quel bombardamento aereo lo ricordano come un evento tragico che li costrinse a fuggire e a nascondersi. Avere davanti ai propri occhi ciò che ha spazzato via con violenza, affetti e seminato morte non lascia indifferenti. Accanto al presepe, che trova posto in un altare laterale della basilica, è stato collocato un crocifisso, un richiamo a tutti i crocifissi della storia, a quelle vite innocenti uccise dalla violenza di ogni guerra. La bomba e la croce, la natività e la Pasqua. In mezzo a tanti segni di morte, questo presepe è diventato per tutti noi un invito a percorrere ogni giorno dei passi di pace. Come nasce il presepe di San Bernardo a Santa Margherita Ligure? Nasce dalla donazione di Don Pino Carpi della Sacra Famiglia e da lì siamo partiti tutti gli anni aggiungendo una figura e naturalmente l'ultimo anno questo è stato un po' più impegnativo perché abbiamo occupato gli stalli dei confratelli dell'ingresso, quindi abbiamo preso un po' più di spazio e il lavoro è stato un po' più abbondante, ecco. Quali sono le statue utilizzate e qual è il soggetto rappresentato nel contorno della Natività? Le statue sono dei monaci di Betlemme e tutti gli anni aggiungiamo appunto una figura, cerchiamo di appunto allargare, ingrandire. E il soggetto è, cerchiamo di sempre rappresentare un po' l'ambito, di dove è avvenuto, quindi appunto Betlemme, tutta la parte, della di Gerusalemme, comunque la parte della Terra Santa. Naturalmente è un po' di nostra iniziativa, aggiungiamo qualcosa tipo l'Ardesia, qualcosa di nostro, ecco, cerchiamo di fare quello che possiamo, ecco. Creativi, ecco. Okay. Invece per la grotta cosa è stato utilizzato? Per la grotta da un po' di tempo abbiamo avuto questa idea di recuperare la legna dalla spiaggia, portata a terra dal mare, e quindi aspettiamo che asciughi e abbiamo fatto questa composizione, quindi abbiamo fatto una specie di capanna recuperando appunto la legna dal mare e intrecciando la legna, ecco, una cosa un po' originale come dicevo prima. Quanto è importante questa tradizione per la gente locale? Beh, noi abbiamo una difficoltà perché la chiesa non è aperta tutti i giorni, riusciamo a tenerla aperta solo nei festivi, quindi un po' la nostra difficoltà è questa, la custodia. Tutto quello che riusciamo a fare naturalmente viene condiviso con la zona. Siamo a San Bernardo, una zona ancora abbastanza residenziale della cittadina e quindi è sicuramente partecipata, ecco, sotto quel punto di vista lì non manca l'affluenza. E invece per quanto riguarda la confraternita, quanti siete, come sta andando? Diciamo che la confraternita è antichissima, la più antica di Santa Margherita, e abbiamo un centinaio di iscritti. Purtroppo negli ultimi anni c'è stato sì qualche adesione nuova, ma abbiamo perso un po' di confratelli anche negli ultimi anni. Comunque siamo operativi, cerchiamo di partecipare alla vita confraternale della diocesi e naturalmente lavoriamo in collaborazione con le altre confraternite di Santa Margherita, sicuramente interagiamo quotidianamente.
Quando è aperto l'oratorio, quando ci sono le celebrazioni? Noi siamo aperti tutti i festivi e la Santa Messa è alle 8:30 tutte le mattine. D'estate diciamo, abbiamo affluenza anche all'esterno, quindi non ci stiamo tutti, ma durante l'inverno diciamo, c'è un bel gruppo che partecipa. Come dice l'arciprete Don Luca Sardella, chi si alza la mattina presto vuol dire che ha voglia di pregare, quindi c'è buona partecipazione. La storia di questo presepe e il suo significato? Con i ragazzi delle superiori abbiamo fatto questo presepe e un po' fa parte appunto di un cammino che stiamo facendo durante l'anno, cercando di dare il senso di questo presepe che mostra un po' il nostro mondo e anche un po' il mondo dei poveri, soprattutto perché in quest'anno ci stiamo un po' dedicando all'incontro con gli altri, e allora abbiamo incontrato a settembre una comunità anche di migranti minori provenienti dall'Egitto che sono in una comunità vicino a Milano, e anche pensando a loro, all'incontro che abbiamo fatto con loro, abbiamo realizzato questo presepe che cerca di essere aggiornato con alcune notizie del mondo di oggi, e con questo mare che divide il primo mondo, un po' il mondo dei ricchi col mondo dei poveri, e con Gesù al centro che è colui che dà la speranza a tutti. E poi abbiamo messo anche questo titolo, che è una frase di Giovanni XXIII, che chiede di stare attenti, no? Di non consultarsi solo con le paure. Un po' i giornali che abbiamo messo raccontano soprattutto di paure, ma invece di stare attenti soprattutto e consultarsi con le speranze e con i sogni. Un presepe che ha un doppio valore oltre al suo significato, è stato fatto, come hai detto tu, dai giovani. Ecco, cosa può voler dire anche questo? Ma ecco, per noi è un po' tenerci vicini, tenerci stretti, e poter far partecipare i ragazzi alle attività della parrocchia, e anche capire un po' l'attualità, che è un presepe sì che è tradizionale, però può anche avere un senso importante per l'oggi, e questo farlo capire e viverlo anche con loro. Siamo una quindicina, ventina, più qualche ragazzo più grande che diciamo ci accompagna, che ha già fatto questo percorso assieme al Don o ad altri parroci, e quindi ci può aiutare, ci può consigliare, ci sta diciamo dietro sia nelle cose più pratiche che più spirituali, e quindi ci aiutano a crescere. Vi siete divertiti a fare il presepe? Avete collaborato bene insieme? Sì, abbiamo collaborato con tutti quanti insieme, è stata molto un'esperienza bella. E ognuno aveva il suo ruolo, faceva qualcosa di particolare? Ci siamo divisi un po' le parti e abbiamo deciso ognuno di avere un compito, in modo da riuscire anche a farlo in modo molto bello. Infatti è uscito bene, direi, e ci siamo divisi: alcuni stavano nella parte occidentale, alcuni facevano il deserto e altri realizzavano le scritte, però ci siamo divertiti anche perché ci siamo divisi e poi ci siamo confrontati, quindi è stato molto divertente. E se qualcuno vuole rispondere, per voi cos'è il presepe? Cosa rappresenta? Per me il presepe fin da piccolo è sempre stato diciamo un simbolo del Natale. Quando la mamma diceva si fa il presepe vuol dire che stava avvicinando il Natale, quindi è un momento bello. Poi quando sei piccolo magari non sei proprio cosciente di quello che è effettivamente il Natale, quello che rappresenta per noi cristiani, però è comunque sempre stato un simbolo bello, e crescendo mi sono reso conto che effettivamente forse, come è venuta la stessa idea al Don, servisse una rivoluzione diciamo al presepe, cioè potesse provare a cambiare, avvicinarsi più al mondo moderno, e quindi allora l'abbiamo realizzato appunto con questa visione del mondo, con i giornali eccetera, per non rimanere fermi diciamo sul tradizionale. Per me il presepe a me piace fare il presepe con la famiglia, con tutti, e quando avvicina il Natale vuol dire che quindi è avvicinare a Gesù bambino.
Anche per me il Natale è stato, cioè è sempre il momento in cui si fa il presepe, però da quest'anno in poi mi ricorderà che avendo fatto questo presepe insieme al gruppo dei ragazzi avremo per sempre questo ricordo di questa esperienza e quindi il nostro significato di presepe si arricchirà di quello che abbiamo fatto quest'anno insieme. Allora, mi parlavate di questo concorso dei presepi della Val Fontana Buona. Mi volete dire un po' cosa comporta? Ma sì, ecco, noi ci siamo anche iscritti a questo concorso, ma sempre un po' soprattutto per far sapere quello che stiamo facendo e che è una bella iniziativa questa del presepe. E poi c'è comunque anche magari la bellezza di stare un po' a gareggiare vicino agli altri. C'è un tagliando, come si fa a votare? Sì, allora all'interno del secolo dovete comprare il giornale e ci sarà un tagliando. Su questo tagliando dovete scrivere il nome del luogo dove si trova il presepe che volete votare e poi consegnarlo. Ogni giorno c'è un tagliando, quindi si possono anche dare più di una votazione. Qual è il significato di questo presepe vivente e com'è stata l'organizzazione? È stata un'idea venuta un po' per caso, visto che quest'anno si era creato un bel gruppo di ragazzi delle medie che partecipano alle attività del sabato in particolare e quindi per fare qualcosa in modo da potersi preparare al Natale in un modo diverso dagli anni scorsi era venuta questa idea di preparare il presepe vivente. I ragazzi sono subito stati molto entusiasti e quindi questo ci ha spinto a farlo anche un pochino più in grande rispetto a quello che avevamo pensato. È la prima volta, abbiamo cercato di farlo il più bello possibile e poi giusto qualche giorno fa abbiamo scoperto casualmente che oltretutto quest'anno cade l'800° anniversario dalla creazione del presepe da parte di San Francesco a Greccio, che oltretutto è un santo che abbiamo presentato ai ragazzi nel mese di ottobre e novembre, quindi ci fa anche piacere aver scoperto questa cosa e farlo proprio in questo anniversario, casualmente. Che qua succede? Chi è che ci parla? Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Stanotte è nato un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete il bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. I ragazzi sono 23, se non più o meno, e poi qualcheduno oggi è malato, però per fortuna qualche rimpiazzo si è fatto avanti e poi c'è un gruppo di 9 animatori che dà una bella mano, sì. Ecco, hai detto giustamente 800° anniversario e anche un po' magari di fronte agli eventi del mondo contemporaneo, quale può essere anche il valore di un presepe vivente? Tanta speranza. Davvero penso che questo Natale qua deve far pensare tutti quanti che cosa possiamo fare nel nostro piccolo perché questo mondo sempre più violento torni a essere un po' più un mondo accogliente. Sto aspettando il vescovo per fargli vedere i presepi perché fra poco quando incominciano a andare lì a sistemarli e a portarli via è una cosa che... Come sono stati quest'anni i presepi? Le sono piaciuti? Ma guarda, ti dico questo, ma io non so cos'è stato, io me lo sono domandato tante volte, ma quest'anno sia il numero, sia la qualità.
sono eccellenti, perché non si è... io ho dato un biglietto per poter classificare 5 preferenze e hanno portato i loro biglietti, hanno fatto la classifica, mi diceva ma non sappiamo noi distinguere perché sono tutti belli, eccessivamente belli, non so se è stato... E lei l'ha votato? Ha votato qualche... Ma io l'ho votati, sì, miei l'ho votati, sì, ma ho preso i primi 5 lì che ho incontrato e ho votato quei 5. Sarà stato San Francesco che ha ispirato? Ma io penso a San Francesco che era forse avranno avuto l'influenza loro, ma poi sia stata la guerra, la situazione in cui ci troviamo. Se penso nella Palestina, ma miseria, la situazione in cui si vive, ma io non posso, ho portato tanta gente giù in Palestina, adesso c'è un odio così insopportabile. Ma padre, però, insomma, siamo arrivati a quota, quanti anni? 98 e 120 presepi, e 98 anni. Fra poco ce n'ho il 99 anni, sai. Qual è il messaggio che dà ancora oggi il presepe? Ecco, guarda, ti dico una cosa semplice. Ho cominciato a ottobre a telefonare a coloro che avevano partecipato gli anni precedenti e sentendo la loro risposta, che erano così, perché hanno detto fai bene, continui a fare bene, ecco, mi ha dato soddisfazione, contento. No? È un messaggio di speranza quello del presepe, sempre, sì. Anche nella guerra, anche nelle tragedie che lei ricordava prima. Ma questa faccenda della Palestina non lo posso capire io. Possibile che, ma con tanta gente che abbiamo parlato laggiù e che si odiavano, che non si sopportano. Buon Natale allora, padre Costanzo. Buon Natale, ciao, auguri, ciao. Anche quest'anno il concorso Mini Presepi ha riscosso un grande successo di partecipanti. Nella classifica finale è sempre difficile stabilire un primo, secondo e terzo, però che cosa è stato premiato? Sicuramente l'originalità. L'originalità, il grande impegno che mettono tutti i realizzatori di presepi, dal più giovane al più anziano, dal presepista storico a chi si approcciava per la prima volta al nostro concorso. Quest'anno c'è stata una grande partecipazione da parte delle scuole che hanno presentato progetti di gruppo davvero bellissimi. Il tema della pace ritornava in tantissimi presepi, è stato un tema molto sentito quest'anno e anche la varietà dei materiali ci ha come sempre stupito. I premiati sono tutti, poi in definitiva, questo è anche un modo per valorizzare questo segno, questo simbolo concreto che poi ciascuno può realizzare anche nelle proprie case. Sì, assolutamente. Quest'anno in particolare sono 800 anni dalla nascita del primo presepe realizzato da San Francesco a Greccio, quindi il nostro piccolo concorso assume un'importanza ancora maggiore. E dare a ciascuno un diploma, una medaglia, un premio dal primo all'ultimo classificato vuole essere un incentivo a continuare a realizzare presepi, a partecipare al concorso, a preparare il presepe in casa e a non perdere questo importante segno della nostra tradizione. Grande trascinatore anche quest'anno Padre Costanzo. Padre Costanzo è l'anima di questo concorso, giunto ormai alla 43esima edizione. Prossimamente compirà 98 anni e nonostante ciò ogni giorno, dall'apertura fino a oggi, giorno della premiazione, è stato presente qui tutti i giorni.
nata l'idea della chitarra? Mia figlia è andata a scuola e faceva chitarra come musica. Un giorno gliel'hanno rotta e abbiamo detto, invece di buttarla via, recuperiamola e facciamoci qualcosa. E allora ci è venuto in mente, ho detto, la teniamo per l'anno prossimo e ci facciamo il presepe. L'avete costruita insieme questa idea, questo presepe? Sì, l'abbiamo costruita insieme con anche legno raccolto dalla spiaggia, con cose riciclate, abbiamo cercato di mettere insieme un po' di... Anche le statuine erano a dimensione esatta? Le statuine abbiamo cercato quelle proprio della misura giusta da poter infilare nella chitarra. È la prima volta che partecipate? No, sono 40 anni penso. Dalle elementari. Sempre insieme? No, prima separatamente, poi con le bambine a scuola nello stesso... Sì, sono 20 anni ormai. L'abbiamo sempre fatto con le bambine, quest'anno ci hanno abbandonato le ragazze e ormai abbiamo fatto da sole. Che emozione dà fare ogni anno il presepe, comunque avvicinarsi anche a questo segno così semplice ma che evoca comunque dei sentimenti grandi? Sì, io sono emozionatissima. Quando chiamavano i numeri c'è il cuore in gola, come una bambina proprio. Sì, è un po' tornare bambini comunque, si ricordano i Natali passati. Bene, allora complimenti, avete già qualche idea per l'anno prossimo? Vediamo.